Forconi o no, la casta non molla. Persino la Serracchiani, il governatore del Friuli, partita con grandi propositi contro i privilegi dei politici, sta imparando a crogiolarsi nel lusso. Non è sfuggito il volo con l'aereo di Stato che ha fatto a Roma per arrivare ad una puntata di Ballarò. Lei ha detto: e allora? E il tentativo poi, fermato in extremis dai grillini, di far passare nel Consiglio regionale friulano un emendamento per aumentare i rimborsi per le trasferte, e si sa che da quando è dirigente del PD lei di trasferte ne dovrà affrontare parecchie da Trieste a Roma. La più bella provocazione al popolo degli onesti, e per questo senza denaro però, arriva dalla norma salva affitti d'oro, che in questi giorni il governo di Letta ha tentato di approvare prima attraverso un decreto fermato da Grillini e Lega e poi dalla legge di stabilità. La questione sta in questi termini. Il Comune di Roma, che ha bisogno di svariati milioni per chiudere il bilancio, altrimenti sfora il patto di stabilità, butta via ogni anno 22 milioni di euro per affittare i palazzi di proprietà dell'imprenditore Scalpellini, uno di quelli che in tempo di crisi si è arricchito invece di impoverirsi. Lega e Movimento 5 Stelle stanno tenendo impegnata da 2 giorni la Camera per fermare questo scempio, ma fermato il decreto scoprono che nella legge di stabilità, in procinto di essere approvata definitivamente al Senato domani, qualcuno ha piazzato un codicillo che neutralizza la norma anti-affitti. E dunque ora Letta, messo alle strette, ha posto la fiducia sul decreto Salva Roma e si è impegnato a risolvere l'intricata questione. Chi comanda in Italia? Centri di potere legati a doppio filo con politici e burocrati, è chiaro. E intanto, sotto l'albero, ci sono sempre meno regali.